Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tra i 5 morti per la strage sui binari a Brandizzo anche 2 siciliani, uno di Marsala e il più giovane, originario di Messina. Lacrime e dolori nella comunità del Rione Giostra, aumentano così inesorabilmente le morti sul lavoro. Nuova scioccante denuncia della 19enne violentata dal branco a Palermo. In precedenza la ragazza sarebbe già stata vittima di un altro tentativo di stupro. Intanto salgono a 4 i legali che hanno rinunciato alla difesa dei giovani arrestati. Nuove polemiche sulla gestione della SAC a Fontanarossa, al vaglio dell'autorità anticorruzione, una gara per il rifacimento della segnaletica dello scalo Etneo. La replica dell'amministratore delegato, tutto corretto, risponderemo nel merito. Catania sporca, non funzionano le telecamere di via Fondo Romeo installate 3 anni fa per fronteggiare l'emergenza rifiuti. Una nuova puntata della nostra inchiesta sulla spazzatura fuori controllo in città. Sono 13.000 gli insegnanti precari in Sicilia in apertura dell'anno scolastico e c'è da fare i conti anche con il rischio ridimensionamento di 100 istituti. Calcio, numeri da record per la prima di campionato del Catania al Massimino contro il Crotone in Serie C. Ultime ore di calciomercato con i rossazzurri che potrebbero regalarsi altri 2 acquisti. Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Ancora morti sul lavoro, questa volta a Brandizzo, 2 le vittime siciliane tra i 5 morti, una è originaria di Marsala, l'altro è di Messina. Il servizio. Un incidente che ha scioccato tutta Italia, l'incidente ferroviario nel Torinese. 2 delle vittime sono siciliane, si tratta di Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina, e Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, originario di Marsala. Vite spezzate, famiglie distrutte. La tragedia ferroviaria a Brandizzo, lungo la linea che collega Torino a Chivasso, mentre gli operai stavano effettuando alcuni interventi di manutenzione, quando sono stati investiti da una motrice per la movimentazione di vagoni. Adesso è il momento delle lacrime, del dolore di chi non riesce a capire come si possa morire così, come ad esempio i parenti di Kevin Laganà, la vittima più giovane, 22 anni appena, originario di Messina, quartiere di Giostra, uno di quelli in cui impari ad essere uomo prima. Il Messina calcio nel cuore e nel sangue, aveva lasciato lo stretto per raggiungere il padre Massimo che viveva a Vercelli con la compagna, la scuola e subito dopo, nel 2019, il lavoro con la Sigifer di Borgo Vercelli, l'azienda che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia. Molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e appunto al padre Massimo. Sul suo profilo Facebook, un post di 3 anni fa raccoglie i messaggi di cordoglio di tanta gente, l'abbraccio alla famiglia, il non si può morire così che lascia Annalisa. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha detto come una tragedia del genere sia davvero inspiegabile e inaccettabile perché non si può perdere la vita al lavoro. Non aveva paura di niente Kevin, lavorava di giorno e di notte, da 2 anni aveva trovato questo lavoro. Sono le parole che Melania, la compagna del padre Massimo, che per Kevin Laganà era come una mamma, ha rilasciato a Repubblica. Disperata anche la cugina Cinzia. Era una persona meravigliosa, un ragazzo che ha sempre lavorato da quando aveva 18 anni, ha detto ora dobbiamo dirlo al padre che non ci voleva credere. È arrabbiata Cinzia, non so chi abbia sbagliato ma 5 persone investite non sono un incidente, 5 persone sono morte, è evidente che qualche errore è stato commesso, ha aggiunto, e sullo sfondo un'inchiesta che dovrà appurare come e perché, ma soprattutto appunto chi ha sbagliato, dall'errore di comunicazione ai lavori che sarebbero dovuti iniziare dopo il passaggio del convoglio di servizio. Sarà la magistratura a dare spiegazioni. A Palermo la 19enne violentata dal branco in precedenza sarebbe già stata vittima di un altro tentativo di stupro, su è la denuncia. Intanto salgono a 4 i legali che hanno rinunciato alla difesa dei giovani arrestati, il servizio di Manlio Viola. Un mese prima dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, la vittima 19enne aveva subito un altro tentativo di violenza, un'altra notte da incubo che la giovane aveva raccontato al suo fidanzato, un'aggressione della quale si era difesa con lo spray al peperoncino che aveva nella borsetta, datole proprio dal fidanzato, dopo altri episodi precedenti. L'episodio è stato riferito dalla vittima il 14 di luglio, la ragazza conosceva solo uno dei suoi aggressori che avrebbero tentato di violentarla e dopo sarebbe stata anche minacciata. Il
fidanzato ha spiegato ai carabinieri di aver saputo della vicenda dalla 19enne, che però non ha voluto rivelargli i particolari. Intanto dalla comunità protetta dove si trova la giovane continua a rispondere a tutti i post sui social che continuano ad attaccarla, compresi i post che raccontano come circoli un altro video che hanno visto tutti. Una vicenda sempre più ingarbugliata mentre continua l'iter giudiziario per i 7 arrestati per lo stupro di luglio. Sono ben 4 gli avvocati che hanno ormai rinunciato alla difesa. Per 2 volte l'interruzione del rapporto fiduciario ha riguardato Cristian Maronia. Per tutti sono stati confermati nel frattempo gli arresti. Questa vicenda infine sembra aver aperto il vaso di Pandora. Sono una 50 le denunce per stupro piovute negli ultimi mesi alle forze dell'ordine, vicende che non riguardano soltanto Palermo ma tutta la Sicilia. Non finiscono i problemi per la SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, perché adesso l'ANAC, la società anticorruzione, l'autorità anticorruzione, richiama la società che gestisce appunto l'aeroporto perché non sarebbe conforme alla normativa per il rifacimento della segnaletica dello scalo e il servizio. Un'altra tegola sulla testa della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, già nella bufera dopo l'incendio che questa estate ha mandato in tilt lo scalo con cancellazione di voli, trasferimenti e dirottamenti sugli altri aeroporti dell'isola, con conseguente stress e lamentele dei passeggeri. E poi la questione Trantino, il sindaco di Catania che chiede le dimissioni dei vertici SAC a causa di gravi inadempimenti per incapacità e approssimazione nel gestire l'emergenza. Ora a tutto questo si aggiunge l'ANAC, l'autorità anticorruzione che bacchetta la SAC. Non c'è più tempo, lo scalo rimedi entro 45 giorni. In ballo la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di riqualifica della segnaletica airside e landside dello scalo per una durata di 36 mesi e per un importo di poco più di €1 milione, aggiudicata lo scorso 19 aprile. In sostanza l'autorità, come scrive in una nota pubblicata sul sito istituzionale, ha segnalato alcune irregolarità nella procedura della gara del 23 gennaio scorso, indetta dalla società aeroportuale. In cosa avrebbe sbagliato SAC? Intanto a definire l'appalto di servizi, visto che l'appalto riguarda lavori di segnaletica e non servizi appunto. E poi una clausola, fin troppo tecnica, su una dimostrazione delle attività espletate in ambito aeroportuale, un difetto di comprensione, insomma, nato dalla differenza tra servizi analoghi e servizi identici, cose ben diverse che bloccherebbero potenziali concorrenti. E su questa questione adesso sentiamo la replica dell'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, intervistato oggi, ospite di Sicilia 24 Focus su Telecolor. Ci sono comunicazioni continue che ci sono con ANAC, con molti altri enti che ci controllano. Di questa è stata data notizia e come al solito lo si è fatto non certamente col vostro giornale, ma insomma in molti casi per screditare la società. Sono normali, ripeto, rapporti che ci sono con ANAC, che ci fa i suoi rilievi, ci dà il tempo necessario per rispondere e, come è accaduto nel passato, risponderemo ricordando che non abbiamo avuto alcuna sanzione in passato e confidiamo di non averne adesso, convinti come siamo del nostro corretto operato. E di ben 11 feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio tra un pulmino con a bordo 9 turisti russi e una Volkswagen con 2 persone a bordo. La collisione violentissima è avvenuta quando il pulmino ha invaso la corsia opposta lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo. Gli occupanti, tutti feriti, sono stati trasferiti negli ospedali di Catania, Modica e Ragusa. Adesso la nostra inchiesta, Catania sporca. Le telecamere per incastrare gli incivili spesso non ci sono e quando ci sono non funzionano. E allora ecco la seconda puntata di questa inchiesta che sta conducendo il nostro giornale in questo servizio di Tonino De Mano. Una discarica videosorvegliata qui in via Fondo Romeo a Catania. Succede anche questo e guardate alle mie spalle l'enorme distesa di rifiuti, scarti di ogni tipo, Eternit, legname e tutto questo sotto una telecamera o più telecamere fatte installare dal comune di Catania che, a giudicare dalle immagini, però servono a poco se non a nulla. Lo scempio è servito, per buona pace di quanti si erano illusi che attivando la videosorveglianza il problema sarebbe stato risolto. Ed invece no.
Dopo un breve periodo di onorata carriera, erano state attivate sotto l'amministrazione pugliese, tutto è tornato come prima ed anche peggio di prima, con l'aggravante che sono stati spesi tanti soldi pubblici. La seconda puntata della nostra inchiesta, che abbiamo battezzato Catania Sporca, è un atto d'accusa a tutti, da chi deturpa il territorio a chi dovrebbe preservarlo e comunque vigilarlo. Vi proponiamo lo stralcio di un servizio andato in onda nel settembre 2020, quando era in corso l'installazione delle telecamere che da lì a poco sarebbero entrate in funzione. Le telecamere che verranno collegate direttamente ai sistemi informatici della Polizia Municipale, cercando di mettere fine a questo fenomeno. È la prima volta che un'amministrazione fa qualcosa di concreto, di tangibile nella lotta all'inciviltà e al fenomeno della discarica abusiva. A distanza di 3 anni, ecco lo scenario che si presenta ai nostri occhi e alla nostra telecamera, quella sì, che non si è mai fermata e ha sempre documentato le scene di degrado che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Scarti edili, vetri di ogni tipo, tanta plastica che finisce direttamente nel torrente Acquicella che poi naturalmente sfocia nei pressi della playa. Dulcis in fundo, ci spostiamo in via Palermo per mostrarvi l'ingresso dell'istituto scolastico Cannizzaro. La scuola sta per cominciare e questo è il biglietto da visita per alunni, genitori ed insegnanti. Pronto il bando per l'individuazione di un unico ente gestore per gli interventi di sostegno e contrasto alla povertà. L'iniziativa è del Comune di Palermo nella qualità di ente capofila e dei comuni del distretto sociosanitario 42. A disposizione ci sono 12 milioni di euro e ne potranno usufruire i percettori di reddito di cittadinanza che dovranno impegnarsi con il Comune a sottoscrivere il patto per l'inclusione sociale. Ricomincia la scuola con i nuovi e i vecchi problemi che affliggono appunto questo mondo. Domani gli istituti riaprono con l'annosa questione della carenza di organico. Tra l'altro si prevede entro il 2024 il ridimensionamento di 100 istituti. Ce ne parla in questo servizio Simona Mazzone. C'è grande preoccupazione nel mondo della scuola che l'1 settembre apre i battenti, mentre sui banchi in Sicilia gli alunni, come da calendario regionale, torneranno il 13 settembre. Nel 2024 nell'isola ci saranno 100 istituti in meno. L'allarme è stato lanciato dalla CGIL che denuncia una riduzione dell'autonomia scolastica sul territorio. Si dice spending review, ma si legge riduzione dell'offerta formativa, che è cosa ben diversa dall'economia e dalla necessità di risparmio. Sulla cultura non si può stringere la cinghia. E sottodimensionamento fa rima con accorpamento, che non è sempre un bene, secondo la FLC CGIL, perché la conseguenza è l'aumento del gap sulla gestione del personale, ad esempio, ma anche le difficoltà a contrastare la dispersione scolastica. Resta sempre in piedi poi il grande precariato. Sicuramente quello del precariato, il che non consente ai dirigenti scolastici di avere un organico sia di personale docente che ATA uguale a quello dello scorso anno e quindi viene a mancare quella continuità didattica e lavorativa. Sono 675 lavoratori del personale ATA immessi in ruolo in Sicilia a fronte di 1862 posti disponibili in organico di diritto, cioè che ha un contratto a tempo indeterminato, solo il 36%. Oltre ai 2338 posti in deroga sempre di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, cosiddetto organico di fatto, cioè supplenti. Ancora più grave, denuncia il sindacato, è la questione dei posti di insegnante e di sostegno in Sicilia, che a fronte di poco più di 26.000 posti assegnati, solo la metà è in organico di diritto, quindi con docente titolare, e il resto, oltre il 46%, è invece in deroga, ovvero assegnato a docenti precari. A Catania Cub Scuola denuncia la grave carenza di docenti di sostegno a fronte di un esercito di precari ai quali viene negata la stabilizzazione, penalizzando di fatto tutti quegli studenti che hanno diritto all'accompagnamento, tanto che il sindacato ha preparato un esposto da presentare in procura. L'offerta formativa in Sicilia non è a rischio e non c'è nessun plesso scolastico che sarà chiuso, almeno questo afferma Giuseppe Pierro, che è il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Più che di spending review, dice il direttore, parlerei di necessaria operazione di riassetto della rete scolastica siciliana che consentirà di programmare l'offerta formativa creando poli scolastici che rispondano strategicamente alle particolari esigenze e alle richieste dei diversi territori in cui operano. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Siracusa perché nel giorno del 50° compleanno, appunto, Siracusa ricorda Lele Scieri, il giovane Parà morto a 24 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa. Il servizio.
50 anni fa come oggi nasceva Emanuele Scieri. Per gli amici Lele, Parà, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto di 24 anni fa. Familiari ed amici non lo hanno mai dimenticato. Sono stati loro i primi ad opporsi alla versione del suicidio. Lele aveva tanta voglia di vivere, non si sarebbe mai tolto la vita, hanno urlato più volte. Tante manifestazioni, striscioni per chiedere giustizia e proprio oggi, in occasione del compleanno di Lele, ne hanno esposto uno sul balcone centrale di Palazzo Vermexio. I segni sul corpo di Lele, ritrovato 3 giorni dopo la scomparsa, apparvero subito incompatibili con il suicidio. A notarlo fu il medico legale arrivato lì con i familiari del giovane, ma nonostante tutto l'ipotesi omicidio venne accantonata. Un comitato ed una commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dalla siracusana Sofia Amodio nel 2015 portarono la procura di Pisa alla riapertura delle indagini. Anni e anni di analisi per tornare a parlare di omicidio. Gli investigatori hanno ristretto il cerchio su 3 ex caporali: Alessandro Panella, Luigi Zabara ed Andrea Antico. Lo scorso 13 luglio, per i primi 2, è arrivata la sentenza di condanna di primo grado a 26 e 18 anni di carcere. Ma l'11 ottobre ci sarà un'altra udienza. Quando verrà celebrata la prima udienza del processo d'appello in relazione invece all'assoluzione di Andrea Antico, altro caporale accusato di omicidio, e dei 2 appartenenti alla cosiddetta catena di comando, Celentano e Romondia, accusati di favoreggiamento. Intanto Lele Scieri, che prima della leva obbligatoria si era laureato in giurisprudenza, continua a vivere nei ricordi e nei cuori di chi gli ha voluto bene. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo a parlare di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo un'ampia finestra di calcio. Partiamo dal Catania, che domani alle 19:45 esordirà in campionato in Serie C contro il Crotone. Siamo pronti, dice l'allenatore Tabbiani, pronto e carico anche lui, grazie all'entusiasmo della gente. Ma intanto i rossazzurri sono ancora vigili sul mercato e potrebbe arrivare qualche altro colpo al fotofinish. Marco Carli. Entusiasmo è la parola che il nuovo tecnico Tabbiani usa di più durante la presentazione del match fra Catania e Crotone. D'altro canto i numeri parlano da soli, la quota abbonati più i dati del botteghino dicono che la sfida fra etnei e calabresi sarà una festa di pubblico in un massimino sottoposto a restyling. Questa partita pre-gara sarà un grandissimo entusiasmo. A Catania, per quel poco che sono qua, ho visto che c'è un entusiasmo che rimarrà costante, perché io ho girato un po' l'Italia e sinceramente non ho mai trovato un posto con questa passione in questo momento, perché ovunque vai sembra che la squadra di calcio sia veramente un aspetto importante della comunità, e questo è bellissimo per noi che ci lavoriamo. Tabbiani ha già in mente l'11 con Livieri in porta, Rapisarda, Quaini, Curado e Mazzotta in difesa, Ladinetti, Rocca, Zammarini a centrocampo, più dubbi in attacco, con Chirico e Marsura favoriti sugli esterni e poi forse Sarao, più di Carmine davanti. Quest'ultimo, dice Tabbiani, ha meno allenamenti sulle gambe ma sarà comunque della partita, se non in avvio, in corso d'opera. L'avversario è conosciuto e rispettato. È una squadra comunque forte, l'anno scorso hanno fatto un campionato importante, ma in questa partita, ma soprattutto in questo inizio di campionato, dobbiamo cercare di crearci quell'identità che durante il precampionato ti puoi creare, ma che poi solo le partite ufficiali ti riescono a far migliorare nel corso del campionato. Il Comune intanto ha predisposto un orario prolungato della metropolitana con ultima partenza da Nesima alle 23 e da Stesicora alle 23:30. Mercato, il Catania cerca la mezzala per completare l'organico, il poliedrico Biondi fra i nomi, Gomelt, ma anche un ritorno di Vitale, non esclusa la sorpresa dell'ultima ora. In avanti continua a tornare anche il nome di Bidawi, ma non ci sono conferme. In uscita si cerca sistemazione per Giovinco, in difesa se parte Somma, il Catania si sente al sicuro col Jolly Castellini, ma sonda Liotti, altro giocatore che sa interpretare vari ruoli. Adesso il Palermo, rosariano anch'essi scatenati sul mercato, dalla Salernitana arriva Koulibaly. Marco Ulla. Un mercato per la Serie A. La carta d'identità del Palermo è chiara, la società rosanero vuole centrare la promozione in massima serie. L'ultimo colpo è quello che arriva da Salerno, Mamadou Koulibaly, centrocampista di qualità e quantità. Il Palermo ha già trovato l'accordo con la Salernitana e con il calciatore. Oggi, prima del gong della sessione estiva, previsto per domani, sarà anche il giorno di Federico Di Francesco, ormai virtualmente rosanero. Di Francesco sarà a disposizione di Corini probabilmente già per la partita di sabato in casa
casa contro la Feralpi Salò. Presentato anche Liam Henderson, che ha già esordito nel match vinto dal Palermo a Reggio Emilia. A mia età io ho detto al mio agente io ho bisogno una piazza come Palermo, tifosi come Palermo, io sono veramente felice di essere qui. Rosanero che proseguono il lavoro in vista del match di sabato. Corini sta valutando se cambiare qualcosa in formazione, ma è molto probabile che si vada verso la conferma dell'11 del Mapei Stadium con il tridente formato da Di Mariano, Brunori e Insigne. E lo avete sentito nel servizio, quindi il colpo annunciato dal nostro collega Marco Gullai è appena arrivato. Proprio qualche ora fa il Palermo ha ufficializzato l'arrivo di Federico Di Francesco da Lecce. Il calciatore si trasferisce al club rosanero con un titolo definitivo. Allora, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione di TG Sicilia. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà domani con Buongiorno Sicilia alle 8 in punto e poi il notiziario alle 13:26. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.